È stato stilato un protocollo tra la Regione del Veneto, Veneto Strade e Infrastrutture Venete che porterà allo studio delle vie di accesso al litorale marittimo veneto per un eventuale loro miglioramento. Lo studio interesserà l'area che va dal Tagliamento al delta del Po per un 150 km, all'interno dei quali sono ospitate importanti città balneari, tra cui Venezia, Jesolo, Caorle, Eraclea, San Michele al Tagliamento, Cavallino Tre Porti, Rosolina, Chioggia, Portotolle e Portoviro, oltre che zone di valenza naturalistica. Tale litorale attrae annualmente il 43% delle presenze turistiche della regione, la quale a sua volta è la prima in Italia per attrattività turistica. Lo studio, analizzando le infrastrutture di collegamento, le modalità di trasporto già esistenti, dovrebbe individuare un modello per l'organizzazione di una mobilità sostenibile integrata e intermodale che possa consentire ulteriori opportunità di sviluppo all'area da un punto di vista economico-sociale, ma senza dimenticare il rispetto per l'ambiente. L'assessore ai trasporti Elisa De Berti ha reso noto che sarà istituito un gruppo di lavoro che andrà a integrarsi con quelli già esistenti al fine di analizzare le principali direttrici, i possibili sistemi che potrebbero migliorare la viabilità riducendo il congestionamento estivo, i percorsi non stradali tipo le ciclovie per lo sviluppo turistico, le connessioni con i principali hub di trasporto quali aeroporti e stazioni ferroviarie, i sistemi di trasporto pubblico locale sia per acqua che su gomma. Nello studio saranno coinvolti anche la città metropolitana di Venezia, le province di Padova e di Rovigo, gli enti locali interessati, i gestori delle varie reti viarie. Lo studio porterà quindi a un quadro ricognitivo delle infrastrutture esistenti, evidenziando le criticità e cercando strategie di intervento opportune per potenziare la viabilità di accesso al litorale. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia Viale Stazione 36.